appunto inaugurato questa 53esima mostra dei vini di collina. Avremo 15 giorni dove con le serate a tema e con dei piatti veramente eccezionali andremo a valorizzare gli altrettanto eccezionali vini presenti in mostra. Abbiamo delle serate a tema appunto dedicate ai formaggi, dedicate ai primi piatti, alla tagliata e ai salumi fatti artigianalmente. E non per ultimo avremo anche gli ospiti di Vito Ritto, una proloco con cui abbiamo collaborato con Città del Vino nel periodo del terremoto all'Aquila e questi oramai amici, come gli amici di Valmontone, ci raggiungeranno nel weekend del 1° giugno. E ci porteranno gli arrosticini originali d'Abruzzo, quindi un'ulteriore occasione per poter condividere due prodotti diversi ma entrambi importanti. Il Prosecco Superiore di OCG Conegliano Valdobbiadene e gli arrosticini d'Abruzzo di Vito Ritto l'Aquila. È un piacere per noi partecipare ogni anno, come voi ricambiate la partecipazione ogni primo sabato di luglio per la nostra Notte Bianca. È stata, è e ancora, spero che continui adesso, una bellissima manifestazione che veramente oggi mi ha fatto molto piacere partecipare. So che avete voluto fortemente che venissimo su per l'inaugurazione. Abbiamo avuto anche il piacere di vedere la tappa a Cadelpoggio del Giro d'Italia. Vi faccio tanti auguri di continuare questa bellissima manifestazione per tutti gli altri anni. Grazie. Un ringraziamento a tutti voi per averci seguito e speriamo di avervi i nostri ospiti in questa mostra dei vini.